Per eleggere i 32 deputati e i 16 senatori assegnati al Veneto, per la prima volta potranno votare tutti i cittadini italiani maggiorenni. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Gli elettori dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Chi l'avesse smarrita o esaurita ne può chiedere una nuova agli uffici del municipio che saranno aperti per l'intera giornata di domenica. Il meccanismo di voto è lo stesso per la Camera, scheda rosa, e per il Senato, scheda gialla. Si può tracciare un solo segno sul nome del candidato uninominale e così il voto si estende anche ai collegi plurinominali. Se si vota sul simbolo del partito, il voto vale anche per il candidato uninominale. Si possono tracciare due segni indicando il simbolo e il candidato uninominale. Non si possono in ogni caso esprimere preferenze tra i candidati nella parte proporzionale. Non è consentito il voto disgiunto, cioè votare per candidati o liste non apparentate tra loro. Al seggio non sono ammesse armi e apparecchiature in grado di registrare. Ogni scheda è dotata del cosiddetto tagliando antifrode, con un codice alfanumerico progressivo che deve essere staccato dal presidente di seggio dopo che l'elettore abbia espresso il suo voto. I seggi saranno assegnati alle coalizioni che abbiano superato il 10%, alle liste in coalizione e a quelle singole che abbiano superato il 3%. Lo scrutinio inizierà alle 23, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.